amici di GD Ferro Team, oggi ci troviamo presso il cantiere nautico Beraldo per la Fiera Nautica Laguna Nord, quarta edizione. Siamo qui per presentare DR Tohatsu e Nautica Genovese e le nuove proposte di Brube Racing. Qui con noi il responsabile DR Tohatsu, Nicola Berton. Ciao Nicola, puoi parlarci un po' di DR Tohatsu? Buongiorno a tutti. Allora, il gruppo DR è un gruppo che presenta 15 filiali in Italia, è un gruppo che principalmente è nato nel mondo autocarro, bus e rimorchio, trattiamo oltre 90.000 articoli e soprattutto la filiale di Marghera, da 3 anni a questa parte, visto la zona nelle vicinanze della laguna e del mare, ha voluto inserire nel pacchetto di prodotti il pacchetto di prodotti nautici. Siamo diventati concessionari Yanmar per il Veneto e siamo diventati, dall'anno scorso, abbiamo aggiunto un altro marchio che è il marchio Tohatsu di fuoribordo. Questi due marchi li abbiamo scelti perché sposano la stessa filosofia, che è quella dell'affidabilità. In questi 3 anni abbiamo cercato di far crescere il marchio, costruendo attorno alla nostra sede di Marghera una rete di officine autorizzate sia per il marchio Yanmar che per il marchio Tohatsu. Queste officine autorizzate annualmente frequentano i corsi, si tengono aggiornate, durante l'anno ricevono tutte le informazioni che la casa madre ci invia, e questo ci sta permettendo in questi anni, diciamo, di crescere sempre di più. Noi siamo una realtà che guarda molto, diciamo, il cliente finale, quindi cerchiamo di, come posso dire, di accontentare l'utilizzatore finale nel migliore dei modi. E è già il 3° anno che siamo presenti alla fiera e stiamo avendo sempre un riscontro migliore su questo. Passo la parola a Dennis Genovese, che è una nostra officina autorizzata, che è presente qui con noi allo stand quest'oggi. Ciao Dennis, com'è nata la collaborazione con DR Tohatsu? Buongiorno a tutti, ciao a tutti. Insieme a Nicola stiamo seguendo questo prodotto molto innovativo e molto affidabile, con un progetto molto avanti, e quindi noi come officina autorizzata e officina tecnica crediamo molto a questo prodotto, al progetto che c'è di sviluppo, e stiamo seguendo la rete di assistenza e di vendita in modo che questo prodotto venga conosciuto da più utenti, perché in realtà Tohatsu in questi ultimi anni sta spingendo molto con l'affidabilità, con consumo, leggerezza e molto prodotto. Ha una rete di assistenza molto importante, impostata bene, le nuove funzionalità, i nuovi sistemi di rete, innovativa come stavo dicendo, e quindi ci crediamo molto e stiamo sviluppando la rete in maniera molto seria e molto importante. Detto questo, principalmente noi seguiamo questa rete perché ci crediamo allo sviluppo che c'è attuale. Che dire altro? Che sia un bel mercato e che tutto vada come noi abbiamo programmato. Grazie a tutti, buona giornata. Ora siamo nello stand Brube Racing, tra poco andremo ad intervistare il titolare. Ciao Loris, come sta andando questa fiera? Direi molto bene, anche il tempo ci ha graziati, direi. Oggi vabbè, magari un po' di nuvoloso, però molta affluenza e molta gente interessata. Ci racconti le nuove proposte del 2019? Beh, quest'anno ci sono delle belle novità. Abbiamo presentato una barca tipica veneziana che è un cofano Levo 4, che l'abbiamo qui di fronte, e anche un gommone 5,80 m, quindi c'è molta carne al fuoco. Perfetto, allora avanzo un giro sul Levo 4? Ma tranquilla, sarai nostra ospite anche con la tua amica a trovarci per fare le prove con la nostra barca nuova. Ok, grazie mille. Grazie a voi.
Un saluto agli amici di GT Ferro Team. Vi aspettiamo il 16 e il 17 marzo, qui nel cantiere nautico di Beraldo, dove ora siamo presenti alla Fiera Nautica quarta edizione, Laguna Nord.